Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Tentato suicidio nella giornata di oggi a Licata, in provincia di Agrigento. Una donna avrebbe minacciato di lanciarsi nel vuoto sporgendosi dal ponte di Via Mazzini. A evitare che l'intenzione della donna si concretizzasse sono stati i poliziotti giunti sul posto con una volante. Nella mattinata di oggi è pervenuta alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Messina la richiesta di soccorso da parte di una persona a bordo di un'unità da diporto di una lunghezza di 6,30 metri, rimasta col motore in panne a circa 200-300 metri dalla costa, nelle acque antistanti alla località Gazzi. L'attività di soccorso si è protratta fino al raggiungimento del porticciolo turistico e alla messa in sicurezza del natante. È ricoverato in rianimazione in gravi condizioni dopo aver ricevuto un pugno in pieno volto da un ragazzo, stizzito dalle molestie subite dalla fidanzata. Tragedia sfiorata nelle Cese, dove un ragazzo di 21 anni ha riportato un trauma cranico e la frattura della tempia per aver palpeggiato il sedere della fidanzata di un amico. Il sole continua a splendere in Sicilia. Da un punto di vista meteorologico l'anno è cominciato nel migliore dei modi e sembra che il bel tempo proseguirà ancora per diverso tempo. Domani, mercoledì 4 gennaio, il cielo sarà prevalentemente sereno su gran parte dell'isola. Nel pomeriggio subentreranno maggiori annuvolamenti, soprattutto sul settore occidentale. Siracusa, provincia che farà registrare la temperatura massima di 18 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.